Non ci sono parole, non c'è commento che tenga la morte di un diciottenne. I vicini di casa in strada del Brolo a Bassano, dove viveva con i genitori e una sorella più giovane, lo ricordano a passeggio con i cani al parco. Anche il parroco di Santa Croce, don Stefano Mazzola, ricorda la famiglia un paio di anni fa, al momento della cresima della sorella. In lutto anche il mondo scolastico. L'ITIS Fermi, dove Matteo Cecconi frequentava la classe quarta, indirizzo informatica. Oggi stiamo vivendo una giornata difficile perché la scomparsa di un ragazzo ci ha segnato profondamente. Matteo era una parte attiva della nostra scuola perché da questo anno in particolare, oltre a seguire bene i suoi studi di informatica, era anche entrato a far parte del consiglio d'istituto come rappresentante degli studenti. Ed essere eletti rappresentanti significa che qualcosa di buono e di positivo si mostra per essere scelti come portavoce di quelle che possono essere le necessità, le richieste che vengono da parte dei ragazzi, per cui siamo stati veramente straziati da questo lutto grave.